C'è una grandissima varietà di alimenti che si possono somministrare per gli uccelli liberi che ci sono in natura. Il più gettonato sono le palline di grasso, che possono essere messe nei dispenser come questo, che possono essere riutilizzati anche per i cilindri, sempre appunto fatti di grasso di origine animale o vegetale, e poi arricchiti con arachidi, semi di girasole, insetti, noci, eccetera. Questi aiuteranno sicuramente i nostri amici volatili a trovare cibo durante il periodo invernale. Ci sono anche da abbinare semi di girasole, possono esserci, oltre che i semi di girasole, ci sono proprio il girasole intero, ci sono la frutta secca, il mais, e le noci sgusciate sempre riempite con degli alimenti grassi. Ci sono poi anche le tortine di grasso, sempre, che possono essere messe nei loro dispenser portatortine, un'altissima varietà di semi che possono essere messi nelle mangiatoie, sia da appendere agli alberi che appoggiare nei tavoli, che messe con dei trepiede o comunque con dei pali di sostegno. Ci sono un'altissima varietà di mangiatoie proprio dispenser anche in plastica riciclata, in legno, in metallo, insomma in tantissimi materiali. Le mangiatoie vanno sempre posizionate in luoghi dove siano lontani da eventuali gatti o altri tipi di predatori. La cosa importante sono gli alimenti da non somministrare, ad esempio il pane, che è un alimento che, avendo anche lieviti, è difficilmente digeribile. Stessa cosa sono gli alimenti cotti o salati o zuccherati, che non sono assolutamente adatti alla dieta dei nostri amici piumati. È importante per conservare la biodiversità dei nostri territori e far sì che il nostro ecosistema sia molto equilibrato.